Eder, Mech, Pallister. Ciao Sebastiano, come mai da queste parti? Bel look, sei in giro in moto? Hai un aggettivo per definire la bellezza di questi sentieri? Fantastico questo sentiero, Molto bene, finora è filato tutto liscio in questo tuo giretto? a parte questi piccoli problemi. Oh, mi dispiace che tu abbia avuto dei piccoli problemi, ma quali sarebbero? In ogni caso, ci sai descrivere il percorso che hai messo in pratica? Si passa da eh, Non mi sembri molto preparato, non è che hai usato il navigatore? Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto. Sebastiano, ti ho definito la migliore guida turistica del Friuli Venezia Giulia, ma se continui così dovrò rivedere la mia posizione. Padriciano si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte. Cioè, tu fai un video per spiegarmi il tragitto e mi dici si costeggia quell'altro monte, ma dovresti quantomeno farmi i nomi, no? Se no come faccio a emulare il tuo percorso? Quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Eh sì, mi sa che è meglio. Ciao Eder, come stai? È stato un piacere vedersi a Lecco. Come da titolo, oggi siamo in grado di raccontarvi una storia nuova su quanto non emerso ad oggi e riferito agli spostamenti di Sebastiano quel 14 dicembre. La notizia ha dell'incredibile e può essere una vera e propria bomba che nessuno ha mai pensato. Siamo nuovamente i primi in Italia con il grande Eder a parlarne, e riguarda la moto di Sebastiano che vedete in foto ed il suo uso quel 14 dicembre. Siete pronti? Ed allora mettetevi comodi, perché ne vale la pena. Infine rispondiamo a qualche commento dei follower di Eder che ringraziano di quanto ci scrivono per aiutarci. Dalle nostre indagini emerge che uscito di casa in via Verrocchio Sebastiano fa il giro dei coltelli con l'auto. Il dato è pacifico, ma quando finisce il giro, ovvero intorno alle 8:45, con ultima immagine della sua auto mostrata nel video precedente, lui non sarà più ripreso in auto e scompare. Ebbene, siamo certi che abbia riposto l'auto ed abbia preso la sua moto. Testimoni dicono che fosse sempre in suo uso tra il laboratorio e le vie di Trieste. Infatti il dato è certo, tanto che la userà per girare e raggiungere la zona di Piazzale Gioberti, e noi riteniamo abbia poi fatto lo stesso uso per il giro della GoPro, in cui realizza dei video in abbigliamento non tipico della gita in bici, ma piuttosto della moto. Notate i guanti e lo scaldacollo. Allora da ciò noi riusciamo a capire che se la usa dopo le 11 ed oltre, può averla usata anche prima, no? Che dite? Dopo la parcheggia distante, sia al laboratorio che alla casa. E lo fa davanti la fruttivendola, come a voler nascondere la moto. No, non è normale che Sebastiano lasci la moto così distante, e lo fa davanti la fruttivendola. Troppo rispetto al laboratorio, dove era solito invece lasciarla, e ciò è detto da testimoni oculari. Abbiamo allora delle certezze. Oggi, ovvero, non userà più l'auto dopo le 8:45 ed usa la moto che poi parcheggia dopo le 12 in zona non usuale. Con la moto avrebbe potuto raggiungere il 12 preso da Lilli dopo le 9:12
Noi riteniamo di sì, ma non possiamo colpevolizzare su ciò, perché non abbiamo una telecamera che lo prova. Sebastiano non farà giri in bici quel giorno, questo lo escludiamo. Il suo abbigliamento non è consono ed inoltre manca la sua moto davanti al laboratorio. E questa compare, poi fuori luogo dopo le 12 e per diversi giorni anche. Esiste quindi un filo logico oggi, che collega tutto e prevede l'uso della moto. Inoltre insistiamo sul roseto e su quello che gli può essere successo ed ad oggi non indagato. Vogliamo infine parlare di una cosa strana, successa. È accaduta durante il ricordo di Lilly. Sebastiano non è andato a portare i fiori nel luogo di ritrovo di Lilly, ma è andato al roseto. Perché ha dato questa importanza al roseto? Domanda. Tutti sottovalutate il roseto, ma era sicuramente un luogo importante per Lilly e siamo sicuri ci sia andata e sia stata raggiunta lì. Non escludiamo che ivi si sia verificato il famoso incidente di cui Sebastiano ha parlato all'albergatrice. Noi oggi vi lasciamo con un'idea dell'ultimo minuto. Noi per primi abbiamo parlato del sinistro in auto e ciò è stato ripreso da quarto grado senza citare la fonte. Ma oggi, alla luce del nuovo quadro riferibile alla moto, buttiamo giù un'idea terrificante mai fatta da alcuno. La facciamo con Eder. E se il sinistro sia accaduto con la moto con Lilly a bordo e sbalzata indietro, e da cui l'origine delle lesività poi maturate che hanno determinato il decesso? Allora proviamo a capirne di più oggi con voi. Aiutateci su ciò con i commenti sotto. La caduta all'indietro avrebbe causato proprio la lesione alla vertebra toracica, tipica da contraccolpo. Poi quella alla tempia, anche se indossava il casco, e proprio perché aveva il casco chiuso avanti le lesività, a naso e labbro e naso. Con la caduta all'indietro e laterale si spiegano le contusioni alle mani nella parte esterna e non interna. Perché cade all'indietro e non in avanti. Insomma, tutto è compatibile più con un sinistro in moto che in auto. Sembrerebbe quindi esserci stato un giro in moto e con questo il sinistro che avrebbe determinato un sobbalzo del passeggero con sua caduta all'indietro. Un sinistro autonomo con una negligenza dovuta al suo guidatore. Ciò oggi è la nostra pista prediletta con il coinvolgimento del roseto come luogo di incontro e salita. Sinistro. Una volta che Lilly giunse con il 12 dopo le 9, siamo sempre più vicini alla novità. La Cattaneo a giorni ci darà la conferma finale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.